Siamo dentro la campionaria d'autunno 2012 dove alle mie spalle potete vedere più di 300 espositori che partecipano alla manifestazione, dalle auto alle macchine agricole e l'arredamento. Stiamo andando a incontrare alcuni degli espositori, vediamo. Casa Clima partecipa alla Fiera del Rosario 2012 con finalmente realizzata la sua prima mini casa clima. Certo, l'abbiamo portata qui in Fiera del Rosario perché è stato un progetto bello, secondo noi bellissimo, che ha coinvolto un sacco di persone, ha coinvolto gli studenti, ha coinvolto le aziende, ha coinvolto i professionisti e quindi quale migliore occasione per farla vedere anche alla cittadinanza che magari non ha visto o non sa del progetto, portarla qui alla Fiera del Rosario. Anche il Granaio delle Arti e dei Mestieri alla campionaria d'autunno 2012, siete soddisfatti di aver partecipato a questa fiera? Certamente è stata molto positiva per noi e ci siamo fatti in questa forma la pubblicità in tutti i sensi, insomma. Quali sono le novità che avete proposto? Abbiamo proposto l'autunno con le zucche infeltrite, con i tessuti e tutti i fiori che ci sono d'autunno. Abbiamo con noi una ragazza a cui è stato fatto il body painting. Da cosa sei pitturata? Su di me hanno riprodotto le stampe di questa azienda che si occupa di pitture per interni ed esterni e quindi questa è stata un'idea originale per appunto sponsorizzare questa attività molto artistica e niente, rappresento delle pagine del loro catalogo che possono riprodurre tranquillamente sui vostri muri di casa. Sentiamo invece ora il parere di un visitatore della campionaria 2012. Come le è sembrata questa fiera? Ma io abito a San Donato da 18 anni e ho trovato quest'anno molte cose interessanti tra gli espositori, che sono circa 200, e vorrei fare anche i complimenti all'amministrazione comunale per come ha organizzato questa fiera campionaria. Presidente, siamo alla conclusione della 39esima edizione della Fiera del Rosario. Si può fare un bilancio di come è andata quest'anno? Quest'anno è stata una fiera bella, una fiera interessante per i visitatori e una fiera con ottimi risultati per gli espositori. Io li ho passati tutti in questi giorni, sono tutti contentissimi, hanno fatto dei buoni affari in fiera e la fiera comunque quest'anno ha aumentato i numeri rispetto all'anno scorso. La Fiera del Rosario non è solo campionaria, anche la città è stata protagonista di numerosi eventi e attrazioni e come ogni anno l'affluenza ha raggiunto il massimo. Vi lasciamo con una panoramica delle manifestazioni più importanti nel centro di San Donato. I'm tired of waiting on you.
oggi è tutto, lo speciale sulla Fiera del Rosario 2012 si conclude qui. Noi ci rivediamo la prossima settimana con molte altre novità, non mancate!